Il 9 e il 10 dicembre prossimo spegnerà idealmente le 100 candeline sulla torta del proprio compleanno in occasione della seconda edizione delle giornate di studio, organizzate in suo onore dall'omonimo Istituto Scolastico Comprensivo diretto da Rosetta Monreale con il patrocinio dell'assessorato regionale alla pubblica istruzione. Il programma di questa seconda edizione è particolarmente fitto e nutrito di relazioni e spunti di riflessioni. Ciascuna delle giornate di studio si articolerà in 2 sessioni, una antimeridiana e l'altra pomeridiana, nel corso delle quali accademici, docenti universitari, giornalisti, scrittori e studiosi si alterneranno sul palco per esaminare specifici profili del pensiero e delle opere dell'autore. Ad aprire i lavori della prima giornata saranno i saluti dell'assessore regionale della pubblica istruzione Girolamo Turano, del sindaco di Favara Palumbo, del presidente del Libero Consorzio Pendolino, del dirigente dell'ufficio quarto ambito territoriale Alberto Petix, Miriam Mignemi, presidente del Consiglio Comunale di Favara, e Gaetano Aronica, attore e direttore artistico teatrale. A confrontarsi sulle opere e sul pensiero di Andrea Camilleri saranno illustri esponenti del mondo accademico, scrittori, giornalisti, uomini di teatro. Una sintesi delle professionalità che hanno caratterizzato appunto l'impegno civile e culturale del nostro personaggio. Spero che sia un grande ma grandissimo successo, quindi vi aspettiamo tutti il 9 e il 10 di dicembre del 2025.